L'altopiano di Asiago regala suggestioni uniche a qualsiasi ora del giorno e qualunque sia la condizione atmosferica con la quale accoglie il visitatore. Giungiamo alla Malga, primo lotto Valmaron, intorno alle 12, accompagnati da una pioggia sottile e costante. I prati, incorniciati da boschi di faggio e abete bianco, risaltano all'occhio con il loro verde pieno, restituendo una luce diffusa dalla vastità aperta delle distese di pascolo. Ci troviamo sul territorio del comune di Enego, a 1389 metri sul livello del mare. La Malga si affaccia sulla Valsugana, attraverso la Val di Tana. Dalla collina di Prato alle sue spalle diamo una scorsa al paesaggio che si presenta davanti. Da sud verso est corrono con lo sguardo le cime feltrine, poi la cima del Monte Lisser, dove è possibile visitare i ruderi dell'omonimo forte italiano, uno dei simboli della Grande Guerra qui sull'altopiano. Più dappresso siamo circondati da pascoli dai ripidi versanti, utilizzati d'inverno come piste di sci alpino del comprensorio chiamato Enego 2000. Dando uno sguardo alla struttura, invece, si notano i caratteristici casoni, strutture dal grande tetto a 4 falde, la cui copertura una volta veniva realizzata in paglia, ora invece in lamiera. I pascoli dell'altopiano sono caratterizzati da una grande varietà di erbe spontanee di ogni tipo. E il visitatore può rendersene conto al primo sguardo, semplicemente osservando la porzione di prato che sta calpestando. L'estrema variabilità del clima, unita all'azione fertilizzante che le deiezioni animali esercitano sul terreno, determinano la grande ricchezza floristica di questi prati. L'erba dei pascoli non ha mai lo stesso profumo, sapore e contenuto di sali minerali. Gli animali se ne cibano e i prodotti caseari della malga acquisiscono così un sapore unico, sempre diverso per gusto e aromi, quel sapore di malga ricco e inimitabile che caratterizza i formaggi prodotti in questi luoghi. Ci accoglie il patron della malga, Andrea Dalla Palma, un signore aperto e cordiale, che da subito ci restituisce tutta la fierezza del vivere in questi luoghi, scanditi dai tempi del lavoro in malga, e accompagnati dallo scampanio costante degli animali al pascolo, dai loro muggiti e dal tempo mutevole che apre e chiude il cielo. L'attività dell'alpeggio, praticata nei mesi estivi, da maggio a settembre, è ormai una tradizione consolidata per la famiglia Dalla Palma, che trasmette i segreti del casaro di padre in figlio. Durante l'inverno gli animali vivono in stalla cibandosi del fieno prodotto sui prati stabili che si estendono dalla Valsugana. Il fieno però non contiene la grande ricchezza di erbe e fiorellini offerta dai prati in alpeggio. La vita di malga ha quindi inizio con il farsi della bella stagione, quando, a partire dalla metà di maggio, si dà il via alla transumanza, ovvero al trasferimento degli animali in alpeggio. La mandria di Andrea conta ben 130 capi, fra vacche, manzi e vitelli, di cui fanno parte esemplari diversi. Troviamo la pezzata rossa, la frisona e la burlina. Quest'ultima è una specie tutelata, di piccola razza e particolarmente adatta al territorio montano.
Allora abbiamo due razze di mucche, abbiamo la Burlina che è una razza in via di estinzione, era una mucca proprio della zona qua dell'altopiano e del Grappa. Parlano che sia stata una mucca che è stata importata ancora con i cimbri, di natura cimbra, Quindi molto antica. Adesso la provincia sta facendo il recupero di questa razza di mucche. È un'ottima pascolatrice, dà un latte abbastanza buono anche per fare il formaggio. Dopo abbiamo la pessata rossa. Qui le vacche vivono costantemente all'aria aperta, sulle alte quote. La fruizione di un ambiente diverso da quello della stalla per qualità di aria, luce, umidità e possibilità di spazi, nonché di attività motoria, è un fattore che ha funzione detossificante e che risulta particolarmente adeguato per uno sviluppo armonico della muscolatura dei grandi ruminanti. Pascolando quindi gli animali rimettono in moto la muscolatura, che acquisisce struttura e vigore, e variano l'alimentazione che si arricchisce di nuovi ed essenziali nutrienti offerti dalle centinaia d'erbe dei prati. La produzione casearia qui sull'altopiano è legata ovviamente a quella dell'omonimo, famosissimo formaggio asiago. Essa è regolata dal disciplinare DOP e per il formaggio prodotto in Malga un'ulteriore certificazione indica il prodotto di montagna, riservata a chi aderisce ai piani agroforestali dell'Unione Europea. Della montagna vuol dire che è stato fatto con latte delle mucche al pascolo sopra gli 800 metri di altitudine. Qua abbiamo la Fassara marchiante che è come la carta d'identità della forma di formaggio. Abbiamo il 118 che è il numero del caseificio o della nostra malga, meglio della nostra malga, la dicitura V che vuol dire Vicenza, provincia di Vicenza, la lettera I vuol dire il mese di giugno, il marchio del formaggio asiago, più la forma di formaggio porta un'etichetta che è l'etichetta di Casene, che è il numero di ogni forma giornaliera. Sicché noi di questa Fassara caviamo la carta d'identità della forma. Qui abbiamo anche la scritta prodotto della montagna. Questo prodotto è fatto solamente, come abbiamo detto prima, con latte delle mucche al pascolo. Andrea produce asiago d'allevo e pressato, ricotta e tosella, un formaggio fresco da consumare in giornata che viene servito caldo, passato in padella col burro. Entriamo nei locali della produzione. È presente una grande caliera in rame, il recipiente in cui di fatto viene prodotto il formaggio. Nel caso dell'asiago di allevo, destinato a lunga stagionatura, questo è lavorato a partire da metà latte scremato della mungitura della sera e metà latte intero della mungitura mattutina, cuocendo la cagliata a temperature che si aggirano fra i 42 e i 44 gradi. La vita del malghese, qui a Casa dalla Palma, si accompagna all'attività agrituristica rispettata e onorata nell'offerta di piatti genuini, tipici della montagna,
che hanno per ingredienti base i prodotti della malga, dalla panna per le tagliatelle con funghi e speck alla ricotta per la torta fatta in casa dalle mani sapienti della moglie di Andrea. Lasciamo Primolotto Valmaron, ci congediamo da Andrea e la moglie fin troppo presto, ma il nostro viaggio continua alla scoperta delle malghe del Veneto.